tutti gli ospiti, un saluto di cuore agli intervenuti, le autorità. Abbiamo previsto il taglio del nastro che c'è stato, adesso facciamo la benedizione dei locali, dopodiché seguirà un saluto da parte del sindaco, dell'assessore Angelo Carta ai lavori pubblici. Non è potuta intervenire l'assessore Baire per problemi legati a compiti istituzionali dell'ultima ora. È presente anche Sua Eccellenza il Prefetto che ci darà un saluto istituzionale e poi la serata proseguirà chiaramente con lo spettacolo della Pola in tournée, dopodiché serviremo un piccolo rinfresco ai tutti gli ospiti. Monsignore, quando vuole. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Il Signore Gesù, nostra gioia e nostra forza, chiama a sé tutti gli affaticati e gli oppressi, perché dalla sua amicizia attingano fiducia e vigore, perché questi spazi destinati alle attività ricreative, culturali e sociali accrescano il vigore delle membra e favoriscano la serenità dell'anima. Fa che tutti gli operatori sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di violenza, promuovano la civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. O Dio, infondi vigore ai corpi, luce alle menti. Il Signore vi guidi giorno per giorno perché in fraternità e letizia diventiate ambasciatori e testimoni di pace. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Volesse un saluto che un augurio. Questa straordinaria struttura che, come ha detto giustamente il sindaco, ha avuto un battesimo d'inizio, un battesimo straordinario che credo nessuno sia di Mondolo come anche dei partecipanti dimenticherà. Ora, questo inizio deve significare un utilizzo veramente grande di questa struttura. Verrò a conclusione degli ultimi lavori. Grazie e buona serata. Vi devo fare i complimenti perché ci sono altre strutture in Sardegna che hanno fatto il solito cubo di cemento ed è impossibile frequentarle sia per avvenimenti sportivi sia per questioni che hanno a che fare con la cultura, perché l'acustica è pessima, rimbomba tutto, basta che uno cammini e già sembra che stiano entrando 100 persone. Avete fatto benissimo ad affidarvi evidentemente a persone esperte che hanno risolto anche questo tipo di problema, non solo dal punto di vista dell'estetica ma anche dalla fruibilità. Buonasera, siamo qui in diretta dal nuovo teatro di Mondolo, 1800 posti, un teatro molto importante. Oh, questa ragazza è un demone dentro. Come mai c'è la cravatta corta? Non c'è lunga giù? Il turno della